Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera a tutti, spero Buonasera che a ci tutti. sentiate. Ecco, allora, bentornati all'Avvocato risponde. Allora, oggi subito lancerei l'invito a chiamarci allo 02 9294 7222 9294 7222. Mi raccomando, noi chiediamo sempre di chiamarci. Quest'oggi con me l'avvocato Leonardi, si parla di Buonasera a tutti. buonasera. Si parla di un tema di cui spesso ci occupiamo perché ultimamente abbiamo riscontrato numerose richieste, purtroppo, per quanto riguarda i casi di malasanità. Quindi vorrei subito chiedere a Massimo, quali sono, Massimo, diciamo, i presupposti per poter intentare un'azione contro un eventuale medico, eventuale clinica? Bisogna distinguere bene, no? Se si parla di Attenzione, che sanità qua pubblica o adesso sanità vi faccio privata. vedere un testo che ho preso recentemente, se la schiena mi lascia ancora indenne, che si chiama Malpractice Medica. L'avevo Esatto. comprato e vi do subito un dato che se riesco a trovare è abbastanza clamoroso, e lo leggo perché mi piaceva. Da un'analisi condotta dalla Corte di Cassazione si apprende che negli ultimi 15 anni il contenzioso dipendente da malasanità è aumentato del 200% rispetto ai 60 anni precedenti. È altresì noto che il costo della contestata malasanità, secondo Demoscopia, che è uno studio, è una statistica molto, molto importante, nel 2020 ha fatto crescere le spese legali del comparto sanitario di 500.000 euro al giorno. Caspita, tantissimo. Sono numeri che non sto Che inventando, spaventano. 500.000 euro al giorno. Sapete cosa ci costa tutto questo? Perché poi vengono a dire che la pressione fiscale in Italia è alta. Ecco, è alta per questo motivo, perché noi paghiamo sulle nostre spalle delle inefficienze mediche, che ovviamente tutti sbagliano, ma che paghiamo noi con le nostre tasse, perché questi soldi che poi la pubblica amministrazione, per il tramite degli ospedali, indennizzano a chi ha subito una malasanità, li paghiamo noi. È una vergogna e nessuno fa nulla. O meglio, No, quello che mi dispiace è che io noto, chiaramente sbagliano tutti, però quello che mi spiace è che noto che spesso vale anche per gli avvocati, quando sbagliano gli avvocati. Cioè si rivolgono a noi non facciamo responsabilità medica, non facciamo cause contro i nostri colleghi. Quello che mi dispiace è quando, per esempio, è chiaro che poi si crea una sfiducia generale nella categoria, ecco. Quindi quando vengono da noi e dicono ah, l'avvocato precedente mi ha detto, magari pur avendo ragione, non pensiate che poi sono tutti così, questo vale anche per i medici. Cioè non è certo. che li voglio difendere, però effettivamente No, ma si deve non è instaurare un questo il rapporto di tema. Il tema non è fiducia. quel. No, sai perché? Per invece sì, lasciami dire, perché l'altro giorno ero col mio collega che fa lavoro e questo avvocato, gli abbiamo scoperto che questo avvocato che ha seguito questo signore in realtà non era un avvocato, l'abbiamo scoperto in diretta noi perché non era neanche, come si dice, registrato al CNF, eccetera. E quindi cosa succede? Che questo signore era già malfidente e alla fine lo era anche quasi nei nostri confronti, perché poi è chiaro che le esperienze negative portano, come dire, no? Lo posso capire, ad avere una certa negatività o diffidenza anche in generale nella categoria. Vogliamo sempre chiarire che, questo vale anche per i medici, ecco, la fiducia la bisogna porre, poi chiaro, se l'errore c'è stato ed è eclatante, conviene invece agire, secondo quello che vi dirà Massimo, ecco. Scusami, questa parentesi volevo fare. Volevo dire che semplicemente, cioè, non è che noi diciamo che non possono sbagliare, anche i medici sbagliano come tutti, ma quello che è clamoroso è che se sbagliano e fanno parte di una pubblica e operano in ospedali, è chiaro che il danno ricade su di noi, perché
l'indennizzo che fa l'ospedale chiaramente arriva da fondi pubblici, quindi il fatto di non prevedere certo. una sorta di privatizzazione, aumentare il canale della privatizzazione, non fa altro che creare un danno a tutti noi cittadini, Chiaro, perché noi paghiamo con le nostre tasse anche gli errori vero. dei medici, che ribadisco, li possono fare, non è questo il tema, quando dicevo non è questo il tema, vuol dire che non sono qua a dire che i medici non possono sbagliare, sono qua a dire che se sbagliano non dobbiamo rispondere noi pagando le spese con le nostre No, quello tasse. no, certo, no, Ecco, e quello quindi no. qualcuno deve intervenire, il ministro della Sanità, bisogna intervenire rapidamente, perché questo numero che ho detto è un numero eclatante, cioè che non è sostenibile, cioè No, la certo. sanità pubblica è insostenibile, è diventata cioè, ma poi tra l'altro è inefficiente, lo dobbiamo dire, perché se io adesso fisso una visita di qualsivoglia genere a Milano, non mi danno una Sì. disponibilità prima di 3 mesi. Quindi questo sistema, ho capito che è un tabù in Italia, perché quando si vuole cambiare qualcosa in Italia non si combina niente, ma la sanità pubblica deve essere corretta attraverso interventi correttivi. Uno di questi è quello riguardante gli errori medici, con salvaguardie, condizioni che possono garantire che un eventuale esborso finanziario non ricada sulle nostre spalle. Questo è No, importantissimo. questo certo, certo, però dal punto di vista giuridico, quindi se uno ha subito un'operazione, chiaramente bisogna valutare che tipo di danno ha subito, però se il danno è eclatante, è evidente, è fisico, che cosa può fare? Intanto che si rivolga a un professionista esperto, lo deve fare subito. Sì. Questa è la prima cosa che noi diciamo. Esperto che abbia nel suo, ovviamente per esperto noi intendiamo anche un avvocato, uno studio legale che Sì, abbia al suo interno un team di professionisti, che è quello che rende, medicinali, sì, esatto, che rende, non solo, perché poi abbiamo detto che c'è anche lo psicologo, perché sì. talvolta oltre al danno biologico, poi spieghiamo bene cosa vuol dire danno non Certo, patrimoniale, no? E c'è anche il danno non patrimoniale deriva oltre che da un danno fisico derivante da magari un'errata operazione, quindi un'incisione di un nervo, ma anche sì. un danno psicologico. Magari la persona può andare Danno ovviamente morale, in depressione. sì. Immaginiamo ai ragazzi riguardanti la strage di Kran, nell'esempio tipico, Ah, lì ci fu, certo, sì. anche se non c'è chiaramente un errore medico, ma per far comprendere, lì c'è stato un danno relativo al fisico, ma anche un danno ovviamente sulla vita, perché i ragazzi sono in cura da psicologi, è stato un trauma Dei così, traumi. così come uno subisce un intervento, magari un'amputazione che non doveva essere fatta. Insomma, il danno va costruito Noi con una serie. avevamo seguito anche un signore che era rimasto, il cui, diciamo, oltre al dolore aveva anche un po' il viso storto. Per Esatto, esempio, anche in quel esatto. caso ti potrebbe creare anche un danno all'immagine se tu sei anche una Assolutamente persona che sì. lavora col tuo volto. Insomma, poi i danni possono essere Beh, diciamo poi sfaccettatissimi. Celeste che la Cassazione su quello si sbizzarrisce, perché la Cassazione è piena di, se voi andate a controllare, di Sì, cause tipo quella anche clamorosa, prendendo l'esempio di quello che dicevi tu, è il famoso danno derivante da appunto operazione mal riuscita di plastica riguardanti attori o chi è una celebrità che a questo punto subisce un danno ovviamente chirurgia plastica, certo, sì, sì. superiore a quello che è, per esempio, Certo, questo conta, bisogna verificare anche esatto, il lavoro che svolge quella persona, cioè esatto. tutto poi viene chiaramente detto Cioè, e lì entra in nell'atto e gioco il danno morale, perché il danno chiaramente morale, il sì. danno biologico rimane lo stesso, perché non è che se uno fa l'attore o fa, tra virgolette, il manovale, i punti di invalidità cambiano, ma No, certo. aumenta la sofferenza determina il danno morale, che è Sì, perché quella. magari non può più usare il viso per quel lavoro, per delle Assolutamente. pubblicità o dei Immaginiamo film. noi, anche noi avvocati, dobbiamo andare in aula a discutere. È chiaro che se abbiamo un'incisione, qualcosa di grave, cioè, a maggior ragione Sì, uno che ha chi intervenuto. ha sì, sì. Ecco, No, quindi, no, quindi infatti, quindi diciamo che secondo me quando poi si è in queste situazioni bisogna avere un team esperto che abbia già fatto questo tipo di pratiche e perché ricordiamo che anche qui c'è la prescrizione e parte un iter che prevede appunto il lavoro del medico legale subito con una perizia. Ricordiamolo, noi non siamo medici, questo vale anche per le invalidità certo. attribuite dall'INPS. Noi mandiamo sempre le persone dal medico, abbiamo il nostro medico, quindi se vorrete dare l'incarico a noi, poi possiamo appunto mettervi in contatto col medico. Il medico è fondamentale perché questa perizia è quella che ci fa propendere o meno poi per la causa, ecco, per i punteggi di Certo. invalidità.
lui conosce le tabelle del tribunale a memoria, a menadito, sa appunto qual è il punteggio da attribuire, ci potrebbe essere anche appunto come dicevamo prima, un danno morale, insomma lui conosce tutti i tipi di danni e poi appunto si deve cioè si deve confermare che c'è stato un nesso di causalità scatenante e il danno appunto causato. Deve proprio essere collegato, direttamente collegato. Senza quell'evento il danno non si sarebbe verificato, si dice così. Quindi queste procedure sono molto utilizzate, Massimo, vale anche se la persona è deceduta? Certo, c'è il danno che Cioè possono richiedergli, l'erede può certo, certo. causa. Il famoso questo è un classico caso di esame, no? Il classico opera uscita che determina la morte Anzi, ovviamente della persona, e quindi a questo punto i eredi, come anche la moglie e i figli, possono certo. avanzare una richiesta di danno tanatologico, ovvero legato appunto alla aspettativa di vita che avrebbe avuto. Poi chiaramente più la persona è anziana e meno il risarcimento sarà alto, ma immaginiamo che possa interessare una persona giovane di 40 anni, così chiaramente la richiesta risarcitoria aumenta incredibilmente. Se poi a maggior ragione svolgeva un lavoro redditizio, in questo caso si potrà giustamente riferire che grazie per colpa, scusate, di questa perdita, il nucleo familiare non potrà più beneficiare ti sento un po' male, c'è la linea che probabilmente non va molto bene. Vabbè, insomma, il danno potrà essere molto più rilevante, perché ovviamente la richiesta risarcitoria è più alta. Questo è un po' il tema. Quindi tornando al danno, Celeste, purtroppo non si sente bene la tua linea, Secondo me hai un problema un po' di internet. Dicevo, tornando al danno non patrimoniale, come viene determinato? Innanzitutto viene determinato in due modi: danno biologico che può... Chiaro. Poi lo so, purtroppo. Che Eh, succede? Non mi sentite? sì, va via un po' la linea. Va via un po' la Oggi linea. purtroppo è così, Magari mi provaci dispiace. vabbè, niente, tanto magari poi magari prendi la linea anche tu. Volevo dirti, se mi hai sentito, che il danno praticamente non patrimoniale si distingue in due: nel danno biologico, poi c'è l'aggiunta appunto del danno morale, quello da sofferenza, che è Certo. derivante da vari fattori e non è cumulativo. La Cassazione dice che in presenza di un danno alla salute non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e di un'ulteriore somma a carico di risarcimenti di pregiudizi che hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei a determinazione medico-legale. Vedi la Cassazione come sviscera bene? Quindi in pratica dice: va bene il riconoscimento di un danno che tenga conto di due aspetti: uno, il danno biologico, ovvero il danno permanente che hai avuto, ma anche un danno morale, che è ovviamente da calibrare. Sarà il giudice che Più lo determina. difficile da quantificare, perché Sarà il essendo giudice che lo morale, determina. E come lo determina? Su una forbice ampissima, che varia dalle variabili che ho detto io. Per esempio, se la persona è giovane, se per esempio svolgeva un lavoro molto redditizio, chiaramente la morte di questa persona, se aveva una famiglia, inciderà molto sugli eredi, perché non avranno più quella capacità reddituale che avevano avuto per merito del padre. Tutta questa serie di componenti sono fondamentali per definire il danno. Qual è il danno? Massimo, scusami, ma oltre alla possibilità di agire contro un medico, in realtà tu sai bene che c'è anche la possibilità di agire contro la clinica, Ma di giusto? fatto assolutamente, perché la legge Gelli poi infatti ha messo un'ulteriore copertura per i cittadini, per noi. Cioè praticamente, in sintesi, il cittadino agisce nei confronti di due persone, di due strutture, di due soggetti, scusate, cioè, ovvero la struttura sanitaria sempre, perché è sempre responsabile la struttura sanitaria, e avrà lei l'onere della prova di dover dire che non è responsabile, poi tra poco lo dico quando, e il medico, l'equipe medica, quindi tutta l'equipe medica o il medico non c'è solo operato. il chirurgo, c'è anche l'anestesista. L'equipe medica è composta da 3 persone, quindi c'è l'anestesista, l'aiutante medico e il medico operatore capo. Quindi il caso di ovviamente malriuscita dell'operazione, a catena sarà responsabile
il caporeparto, il capo team, ma poi di conseguenza sono chiamati anche gli altri. Quando l'ospedale che dovrà costituirsi nella vicenda è chiamato, quando riuscirà a provare che vi è stata imperizia o colpa grave da parte del medico, che ha completamente eluso le pratiche mediche, quindi l'intervento è completamente al di fuori di quella che è una sfera di responsabilità della struttura sanitaria. In altri casi la struttura sanitaria sarà sempre responsabile. Ovviamente Quindi, è una responsabilità per colpa, perché in certo, esperienza, imprudenza, imperizia non è chiaro, non c'è dolo, c'è colpa, no, c'è quindi colpa responsabilità grave. contrattuale, sì. Comunque deve essere ovviamente anche una colpa grave, perché poi la sua colpa lieve c'è sempre un po' la Cassazione che dicono che insomma bisogna identificare bene la manovra, quindi in questo caso come viene sviscerata al 99,9%, anzi al 100% possiamo dire, con la nomina di un CTU, cioè al Esatto. 100%, possiamo usare quasi questa percentuale perché è così, nessun giudice riuscirà mai a esprimersi, nominerà al 100% un CTU. Il CTU ovviamente corroborato poi dalle controparti che nomineranno i loro CTP, avrà il Esatto. compito di definire se o no c'è Quindi, stato l'errore. Sì. quindi ecco, cioè, mettetevi in testa ovviamente che si parla di cause, allora, più che lunghe, sicuramente più lunghe delle cause previdenziali o del lavoro di cui ci occupiamo, che sono un po' più veloci, perché è chiaro che cioè, viene nominato un CTU, eccetera, quindi ci vuole il tempo necessario. E poi sicuramente ci sono dei costi, al di là dei costi dell'avvocato, che sono quelli appunto di una relazione tecnica, di un Certo. perito, cioè che sono però fondamentali, devono corredare l'atto, altrimenti, come diciamo sempre, un atto senza fondamenti, cioè con la parola del cliente, ah sì, le foto mi sono fatto male, cioè mi ha fatto male l'operazione, eccetera, non ha gran valore No, giuridico, anche perché dovete pensare che il giudice è come noi, cioè non è un tecnico, quindi ha bisogno di supporti tecnici e questo appunto vale, lo dico perché di recente abbiamo visto anche dei casi di ATP, di accertamenti tecnici preventivi sull'invalidità. Quando si parla di invalidità o comunque appunto di cose che vanno a toccare anche la salute, è chiaro che noi certo. avvocati vi possiamo dire che sì, i presupposti ci sono perché comunque ne abbiamo visti tanti, quindi già siamo un po' in grado di darvi l'indicazione giusta quando si presentano da noi col verbale dell'INPS e ci chiedono se è contestabile o meno. Però poi la prima cosa che bisogna fare, e noi abbiamo un buon medico legale molto onesto, è appunto fare una perizia che poi vi serve anche se non farete causa. Comunque questa perizia costituisce una prova appunto della vostra patologia, della vostra salute, perché poi un conto sono i certificati del medico di base, del medico personale, un conto è appunto un medico legale che quindi diciamo un po' anche indirizzato da noi o comunque insomma lui lavora proprio in funzione delle cause, quindi se lui Certo. sa che bisogna fare una TPI, perché noi gli spieghiamo appunto la vicenda, lui sa anche se effettivamente è il caso o meno, anche lì ogni patologia ha dei punteggi. Ricordiamo che per avere dei benefici economici bisogna avere almeno il 74% sull'invalidità, perché appunto poi ci sono percentuali più basse che però prevedono solo come dire, delle esenzioni, pass, Certo. invalidi, eccetera. Però se uno volesse proprio ottenere un assegno, eccetera, dal 74 in su. Quindi con l'80, con l'85, col 100% assolutamente sì, e dovrebbe anche essere un'erogazione automatica. Chiaramente bisogna sempre dare un occhio al reddito perché non deve mai superare una determinata soglia, altrimenti l'invalidità ve la chiedono indietro o non ve la Ecco, danno una cosa indietro. importante che stavo intanto leggendo, ecco, sempre su Sì, questo testo che mi tengo sempre nel mio ufficio perché la mia scrivania, perché ogni tanto me lo rilego, è fatto molto bene, ci dà un po', ci traccia la linea di quella che è gli step da seguire, no? In caso appunto di errore medico. sì, Ovviamente, giustamente, la Cassazione ha definito in una sentenza del 17 marzo a sezioni unite quelli che sono, diciamo così, i principi cardine e sono praticamente una parieticità di diritti da parte di tutti, sia il paziente ma anche i medici, perché ricordiamoci che anche loro hanno il diritto di non avere su di loro la spada di Damocle, perché sennò certo. non opererebbero più in santa pace. Quindi c'è una reciprocità di diritti che pone alla base di una eventuale richiesta
danni, richiesta danni, un esame di fattibilità, quello che dicevamo prima. L'esame di fattibilità deve essere fatto prima di partire con la diffida e viene fatto come? Attraverso l'intervento del medico legale di fiducia che prende e fa l'esame, diciamo così, dell'anemnesi, no? L'anemnesi vuol dire la storia clinica del paziente, cioè non è che uno parte a mandare una diffida perché c'è. Questo è un aspetto fondamentale. No, è quello che dicevamo, certo. Esatto, perché adesso noi parliamo, ma i medici vanno tutelati, quindi non No, possiamo chiaro, agire infatti. senza avere una ragionevole certezza del fatto che l'azione è più che consolidata. Poi si potrà vincere, si potrà perdere, però l'azione si poggia su una base tecnica medica che evidenzia un eventuale errore. Questo è fondamentale, dobbiamo dirlo a chiare lettere. Cioè, è proprio basilare, cioè è la prima cosa, tant'è vero che noi se riceviamo una relazione non certa o comunque dove ci sono forti dubbi, noi sconsigliamo di fare una TP o una procedura appunto di risarcimento danni, perché comunque non abbiamo quella che è la principale prova di queste, cioè appunto dell'errore di queste operazioni, quindi bisogna assolutamente avere le prove, ma questo in generale, cioè non ci si inventa nulla, autodichiarazioni, foto, eccetera, non hanno lo stesso valore, la stessa efficacia della prova proprio, cioè della perizia. Ecco. Ricordiamo anche un assunto fondamentale, no? Poi quando l'errore travalica e magari si interseca tra l'aspetto civile e quello penale, ricordiamoci sempre che in ambito civile vale sempre la regola del più probabile che non, cioè deve verificarsi questo brocardo, cioè questa frase, più probabile che non, vuol dire che è più probabile che ci sia stato un nesso causale se si avanza una richiesta di risarcimento danni. Se invece si parla di responsabilità penale, ci vuole una certezza sopra ogni ragionevole dubbio. Cioè, quindi c'è una responsabilità penale. Ma ti faccio una domanda? Sì, prego. Cioè, giusto perché appunto molti dicono, ma io prima di operarmi mi hanno fatto firmare delle carte, mi hanno sottoposto il consenso informato, ma quindi il consenso informato che ti sottopone il medico lo sta a valore? No, a valore sì, ed è fondamentale quello, perché se non viene fatto firmare, allora a questo punto la responsabilità, se esserci un errore, è quasi matematicamente provata, nel senso che, o meglio, rettifico, sarebbe un tassello gravissimo nei confronti della struttura sanitaria e del medico. Abbiamo parlato prima di responsabilità del medico, ma lì non è solo la responsabilità del medico, ma anche della struttura sanitaria, perché se uno non fa firmare il consenso informato, immaginiamoti il chirurgo, mica va in giro a far firmare i moduli, devono essere gli amministratori e il personale, gli infermieri della struttura, quindi in questo caso magari lui può essere parte lesa addirittura, perché anche se non lo esime, perché lui doveva controllare, ma immaginiamo una struttura come il Fate Bene Fratelli, senza fare nomi. Grossi esatto, cioè, non è che arriva il capo, il professore opera, lui va da sé che il consenso è stato firmato, capite cosa voglio dire? Quindi, la segreteria ricoveri ti fa firmare. Ma certo, ma anche prima dell'operazione, no? Comunque se lui è capace di intendere di volere, se no ci sono i tutori, c'è i familiari. Certo. Con quello si parte tutto da quello e deve essere un consenso ovviamente basato sulle ovviamente i protocolli medici, cioè quindi è un consenso che deve essere chiaro, cioè devono essere seguiti i protocolli medici in quel tipo di malattia. Se è un attacco cardiaco, un principio di ictus, cioè non si sgarra, i filoni sono quelli, prima TAC, poi dopo la TAC, cioè si va a schemi, l'ospedale non può. Poi c'è ovviamente il medico che sotto la sua responsabilità, dopo aver fatto tutta questa serie di attività preliminari, decide cosa fare. Cioè decide certo. opero, e quella va nella sua coscienza. E quello invece è una sua esclusiva scelta. Si prende la responsabilità, ma non può prendersi questa responsabilità se prima non sono state fatte tutte queste attività. Cioè se uno ha un ictus, prima lo devi rivoltare, come si dice, no? Nel senso TAC, risonanza, per capire cosa è stato. Sì, ci sono dei protocolli che non possono essere derogati. Quindi questo è un principio che è fondamentale per chi poi avanza una richiesta
Penso adesso abbiamo una pausa forse, Celeste. Sì, volevo dare ancora il numero e vabbè, Sì, io poi finché Celeste si posso... stacca e No, ma io continuerò finché io. posso rimango, Vabbè, se vengo chiamata poi vabbè, vi insomma, io lascerò tanto sono qua io. 9294 7222, però Andiamo un chiamateci minutino in perché pausa forse, in siamo qua Italia. apposta, quindi Sì, anche se approfittatene, c'è il ponte, qua vanno chiamateci. tutti in vacanza, poi parliamo del ponte che mi sono un po' Sì, stancato anche di sti appunto. ponti. Ecco già. A dopo. A dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci tornati in diretta. Allora, per chi si fosse messo in collegamento solo ora, io e l'avvocato Leonardi stiamo parlando del tema della malasanità, quindi casi di malpractice, come fare per eventualmente intentare intraprendere un'azione giudiziaria per far valere il risarcimento danni. Quindi dicevamo prima della pubblicità, a proposito, chiamateci 029294 7222, facilissimo anche, quindi ve lo ricordate anche a memoria, esatto, vero dai. Massimo? Ma certo, dai, chiamateci, cioè, ci fa piacere. Secondo me sono tutti a fare ponte, Sì, vero? ecco, Lo so no, che io mi devo un attimo infervorare perché, cioè, no, è vero, Celeste, perché io dico, ma voglio So. dire, ma parliamoci chiaro, non è che io sono, sai che sono di un paesino di campagna che si chiama Grazzano Visconti, che Sì, sono lo so. fiero di essere, Bellissimo. però dico, non è che siamo a Grazzano Visconti, siamo a Milano, ma è possibile che una città abbia così si svuoti così? Ma io dico, ma c'è questa corsa da andare a Ma fare, anche in questi giorni, secondo me era già vuota la ma città. voglio dire, ma poi c'è stato il Salone del Mobile, no? Tutta questa gente, adesso la gente fa la coda, ma che città è? No, Noi vabbè, beati loro. Forse non voglio dire che lavorano Sì, solo no, gli Cele, ma avvocati. io qua do anche responsabilità da parte della pubblica amministrazione, come sempre, dato Sì, che io sì, non è, sì. cioè nel senso anche organizzate anche qualche evento anche in questi giorni per permettere che la gente che stia qui a godersi un attimo la città, cioè uno fa la guerra a andare via a fare poi tra l'altro delle ore chilometriche di chilometri di viaggi perché uno si No, più che imbatte altro cioè, io voglio dire una cosa, noi lavoreremo anche domani, il nostro lavoro, come vedete, non si ferma mai, cioè non ha, poi anche noi prima o poi ci fermiamo, però non è, come dice sempre l'avvocato Leonardi, forse fa anche la differenza essere sempre disponibili, certo. ovviamente nei limiti, chiaro, anche nel nostro riposo, però noi non ci fermiamo mai, Sì. cioè noi non è che esistono ponti, cose, No, cioè se no. si hanno scadenze, se si hanno, pur non essendo penalisti, però comunque ci possono essere delle decadenze, delle prescrizioni, noi siamo disponibili e avendo appunto molte, oltretutto adesso abbiamo vinto anche delle cause in primo grado sulla doppia contribuzione, insomma noi andiamo avanti, quindi siamo disponibili, per me questo fa un po' la differenza. Io quando lo vedo anche nei medici, a proposito della responsabilità medica, cioè quando io chiamo e trovo un medico disponibile che mi accoglie anche solo 2 o 3 giorni dopo, Esatto. mi sento già più Ma tranquilla. però Celeste, Quando ci vediamo vedi anche che... noi.
vediamo anche noi, Sì, ma scusami, quando vedi che no, l'appuntamento è, come dicevi tu, fra 2 mesi, fra un mese, oppure non so, non ti rispondono più per un mese. Purtroppo succede anche con dei nostri colleghi che non ci rispondono per magari settimane. Ecco, io e l'avvocato Leonardi, lui più di me, ma anch'io tendiamo No, veramente beh, a non è, cercare non è una guerra, in generale è un modus operandi, una filosofia. Secondo... Scusa Celeste, ti ho interrotto. una Va via la voce, Celeste, no, però è andata via la voce. festività. No, no, vai, ci sono No, adesso, non volevo ci sono dire, più. volevo dire, Celeste, che è un po' una filosofia questa qua, no? Di farsi trovare disponibili, perché nel senso, giustamente come dicevi tu, se uno chiama e l'altro ti dice, guarda, posso fissarti un appuntamento fra 2 o 3 settimane, cioè, ma che io dico, bisogna mettersi anche nei panni di chi ha bisogno. Immaginiamo che uno ha bisogno in questi giorni e uno stacca per 3 settimane o 2 settimane, oppure non si... Adesso abbiamo anche la tecnologia che ci aiuta, no? In questo periodo di tempo. Quindi, voglio dire, è chiaro che uno non può avere scuse per essere e farsi trovare pronto. Noi andiamo su questa linea, cioè per urgenze ci siamo sempre disponibili. Poi è anche vero questo, ormai la tecnologia ti mette in condizione, io poi settimana andrò all'estero, ma sarò sempre raggiungibile, lavorerò, cioè non è che cioè, dico, o uno ha voglia o non ha voglia. Se uno sceglie un determinato lavoro, come spesso dico io, Bravo, dipende dal lavoro che sì, ma fai. deve accettare i benefici e anche le cose negative. Perché se tu lavori in un posto pubblico hai il beneficio di ricevere ogni 10 del mese, forse anche prima, il bonifico con lo stipendio. Se invece siamo e sei un libero professionista, i soldi te li devi guadagnare. Poi magari ne puoi guadagnare anche di più, però è un rischio imprenditoriale. E il rischio imprenditoriale come fai ad abbassarlo il più possibile? Lavorando più che puoi e cercando di farti trovare pronto quando c'è l'occasione. Cioè, questo secondo Ma me è io la... penso che anche proprio per i clienti, cioè la differenza sta nel, ti ripeto, io mi metto nei panni da cliente di medici, perché comunque anch'io ne ho girati un po' tra varie cose, cioè se vedi comunque la disponibilità, che sia chiaro, non vuol dire che mi puoi chiamare anche a tutte le ore, la domenica, eccetera, però bene o male il fatto di avere una certa tempestività, come dicevi tu, e una certa velocità di reazione, di risposta, eccetera, per me fa la differenza. Meno male, perché sennò saremmo Ma, un sacco di avvocati tutti uguali, ma almeno noi certo, certo, cerchiamo di fare comunque... la differenza su Sì, questo. sì, ma Poi anche tu... facendo diritto del lavoro, diritto della previdenza, lo sai benissimo anche tu, ci sono comunque delle scadenze, delle, come si dice, dei termini da rispettare per fare ricorso. Noi ci siamo, chiaro, se uno viene il giorno prima per il giorno dopo, magari diventa un po' più difficile, però bene o male abbiamo aiutato tante persone anche al limite, ecco, Io quindi ricordo personalmente una quest'anno dove mi ha veramente dato l'incarico la vigilia di Natale. Io poi ecco, l'ho documentato sui social, sembrava che prendessi in giro, ma io dico la verità, non ho, sì, sì, mi il ricordo. 24 di dicembre, la vigilia di Mm. Natale, io ho conferito l'incarico a poco prima delle 8-9 di sera. Quindi, cioè, ripeto, ma non è che l'ho fatto No, no, con certo. sforzo, l'ho fatto con gioia, perché comunque capivo che dall'altra parte c'era una necessità. Se non hai questa qualità, io credo che non so se sia giusto che tu faccia in generale questo lavoro. Sto parlando ovviamente in Da libero generale, non in professionista, generale sì, per tutti sì, i sì, sì. professionisti. Se non hai una vocazione particolare ad aiutare, essere disponibile, facendoti pagare, però, attenzione, facendoti No, ecco, pagare quello sì, bene, infatti. questo è importantissimo, perché il compenso deve essere parametrato allo sforzo che tu fai. E allora, se tu fai questo, puoi chiedere al cliente quello che vuoi, tra virgolette, perché il Certo. cliente non ti dirà mai no. Se tu hai questa disponibilità, questa voglia, come fa un cliente a dirti è troppo? Dici ti pago volentieri e grazie a Dio a noi capita molto spesso questo. A noi Che la capita gente, molto spesso, poi c'è anche chi invece purtroppo non capisce. Questo, ecco, mi collego dicendo, io non mi piace parlare di, ovviamente non diciamo i compensi, anche perché sono talmente vari a seconda delle attività da fare. Quello che posso dire è che noi applichiamo le tariffe forensi, che sono molto eque, peraltro quelle stabilite dal Ministero, peraltro applicando anche ulteriori sconti, rate, eccetera. È normale, è giusto che in una prima analisi, diciamo, quindi prima consulenza, secondo noi è normale che sia comunque a pagamento, perché mi è capitato anche di sentir dire, ah, ma voi fate la prima consulenza a pagamento.
a meno che non sia un consiglio velocissimo, ma anche lì, permettimi Massimo, cioè i consigli, come fai a darli al telefono senza documenti? Cioè non si può, non saremmo professionali, quindi noi preferiamo essere seri e professionali, farci dare dei documenti, perché ricordiamo, facciamo anche appuntamenti online, quindi potete mandarci anche i documenti, ma per darvi una risposta che poi magari andrà approfondita, ci saranno anche degli aspetti correlati da verificare. È chiaro che cioè, è l'inizio di un'attività, quindi è chiaro che cioè, che è remunerata l'attività. Mi Certo. sembra più che chiaro. Cioè, io scusami se lo preciso, lo so che per te è chiaro, No, ma non lo no. è per tutti, No, no, ma hai ragione, evidentemente. Celeste, ma ripeto, poi sai, ognuno, per esempio, facciamo un esempio concreto senza ovviamente fare nomi. Abbiamo ricevuto una persona ieri in estrema urgenza che ci ha fatto, ha detto, Esatto. "Oh, noi ovviamente presenti dal giro, cioè questo è capitato il giorno prima e abbiamo fissato il giorno dopo per farvi capire, cioè io ho fatto delle tirate pazzesche per essere lì, ovviamente pagato, appuntamento pagato, ci volevamo Dio, poi dopo mandiamo la quotazione e dopo la persona magari sparisce o comunque non si va. Cioè, vabbè, No, prendiamo vabbè, atto, per l'amor di purtroppo Dio. sì, si fanno parte Prendiamo del atto, no? Dico, lavoro. però voglio dire, questo che No, vogliamo dire è che purtroppo c'è un compenso, purtroppo e per fortuna c'è un compenso, deve essere giusto, ma le persone devono rendersi conto che ovviamente il professionista va corrisposto. come dicevi tu anche nella scorsa puntata, cioè io mi rendo conto che magari chi non è del settore, cioè anche quando comunque cioè, c'è tutto un lavoro che non è solo scrivere un atto, un ricorso, che sicuramente è già un lavoro enorme, perché non è che scriviamo le letterine di Babbo Natale, è ovvio che Certo. scriviamo, cioè degli atti dove intanto creiamo una difesa, un'argomentazione, capiamo cosa si può dire, andiamo a prendere cassazioni recenti, giurisprudenze, riferimenti normativi, quindi voglio dire, cioè noi vediamo proprio la differenza, per esempio nella previdenza, tra i ricorsi scritti autonomamente in amministrativi e quelli che sono i ricorsi scritti da noi, ma è normale perché appunto noi la materia la conosciamo, l'abbiamo studiata. Quindi oltre alla scrittura c'è anche proprio tutto un lavoro che negli ultimi anni è molto, è diventato anche ancora più difficile, cioè di deposito, Certo. preparazione del fascicolo, poi vabbè, per non parlare delle udienze, bisogna andare lì oppure comunque collegarsi, cioè insomma c'è tutto un lavoro che non è cioè anche pratico, non è Certo. solo di redazione, quindi anche quello è giusto che venga pagato Bisogna, perché fa parte del dobbiamo nostro anche lavoro. pensare, Celeste, di dover sobbarcare anche i ritardi, perché io stamattina avevo udienza alle Sì, 10:10, bene, esatto, 45 minuti di ritardo. Ecco, quindi esatto. dobbiamo anche un po' bacchettare a volte i giudici a volte, perché Infatti insomma sei arrivato tardi alla fare questi call, ritardi, sì. sinceramente, mi dispiace, perché io, No, però guarda, diciamo che purtroppo fa parte del nostro lavoro, però ecco, cioè, tutto deve essere ecco, incluso in quel giusto, prezzo, cioè, perché giusto, giusto. ovviamente cioè, per noi è anche tempo sottratto magari a un altro cliente, non abbiamo per fortuna solo uno o due clienti, quindi Certo. ecco, cioè, vorrei, non è una ramanzina che vi facciamo, ma è un proprio, vorrei esporvi, ecco, quella che è tutta il nostro lavoro, specialmente appunto poi io parlo della previdenza, ma vale per tutti i lavori, ecco, cioè per tutte le materie, ecco. Quindi tornando poi, quindi responsabilità medica, l'avvocato Leonardi si occupa anche, cioè insieme ci occupiamo anche di incidenti, quindi Certo, sinistri, sinistri, in realtà quindi anche sia sul posto di lavoro e lì interviene la procedura con l'INAIL, sia sinistri, ne abbiamo uno per esempio anche che a breve avrà un'udienza, anche lì Max, è molto conveniente rivolgersi, io consiglio, anziché fare la constatazione, di pensarci bene assolutamente. e rivolgersi a un Un'altra cosa, avvocato. Celeste, molto importante che io personalmente ho fatto e ho Eh, portato avanti è anche l'appoggio alle aziende che sono state vittima di un infortunio all'interno della struttura bravo, sì, del proprio diciamo così, organico dei lavoratori, un dei infortunio, dipendenti, sì, ecco, perché a quel punto poi viene richiamata anche l'azienda come responsabile, addirittura certo. può scaturire anche del penale. Il procedimento che feci io era un procedimento dove, grazie a Dio, non c'è stato rinvio a giudizio, dove abbiamo Mm? difeso i rappresentanti legali di quella società che purtroppo è stato, a cui è stata richiesta, è stato aperto un fascicolo di indagine perché il lavoratore si era fatto male oltre il termine che appunto fa scattare la parte penale, quei famosi 50 giorni. No? Fu un grosso incidente e abbiamo provato che l'incidente fu causato non ovviamente dalla mancanza di procedure di controllo all'interno dell'azienda, ma da una maldestra operazione fatta dal lavoratore.
ma no, non è stato ok. facile, abbiamo Quindi dovuto la colpa era ricostruire del lavoro. con testimoni. Quindi cosa succede in Certo. questo caso? L'azienda deve essere bravissima a avere un sistema di controllo interno Certo. innanzitutto responsabile antinfortunistica, dotare i dipendenti di caschetto, di scarpe antinfortunistica, formarli, cioè Certo. mettere, Metterli noi in facciamo, sicurezza. esatto, facciamo anche il pacchetto, ovviamente, dove assistiamo in tutte queste fasi, no? La predisposizione Certo. del modello 231, Ah, la cioè 231. immaginiamo che si sia un'azienda metallurgica o particolarmente Con esposta a un dei, infortunio, eh, brava, dei quindi in questo rischi caso dei particolari. rischi particolari, O cioè che io usano strumenti, magari a volte leggi, usano, non so, il muletto, piuttosto usano Celeste, fu clamoroso, fu eh, quell'incidente un anno fa, quella persona che fu risucchiata in questa azienda tessile, fu eh, risucchiata dalla macchina che faceva, esatto, quando usano cioè, macchine capite? Cioè, pericolose, capite il diciamo. Cioè che rischio devi usare bene, devi che saper poi vengono usare. a prendere, ovviamente, l'apicale, cioè vengono a prendere il rappresentante legale, un po' come, facendo l'esempio di prima, il direttore generale, il responsabile legale che è magari all'estero in quel momento, tra virgolette, cioè il responsabile è il responsabile aziendale, quindi capite No, che onere ha, per esempio, un certo. dipendente che è a capo di un reparto nel fare insistere a mettere gli strumenti idonei a Ah, no, preservare gli infortuni. fondamentale. Tutte queste cose non vengono viste in modo corretto in Italia. C'è sempre questo tanto non succede niente, tanto tutte queste No, cose. no, bisogna... Guarda, è sempre il discorso che poi ogni puntata facciamo, ma io non mi stanco mai di dirlo, cioè della pianificazione, della prevenzione Certo, anche. certo. Cioè noi lo diciamo e se pensate, alla fine vale in tutti i settori un po' della vita, no? Dei rami del diritto, cioè pianificare, prevedere prima se avete un'azienda, se avete un'attività o comunque, vabbè, abbiamo parlato della pianificazione della vostra pensione, è sempre bene, cioè, perché appunto non dico che vi fa escludere da qualunque problema futuro, ma vi permette di, insomma, avere una protezione, una tutela che magari non avreste, in particolare se avete appunto un'azienda, come diceva Massimo, con tanti dipendenti, piuttosto che... Quindi noi sì, ci occupiamo ovviamente sia del lavoratore, ma anche della parte assolutamente dell'azienda, del datore di lavoro. Così come Quindi viceversa, Celeste, anche sì, quanto riguarda la responsabilità medica, cioè abbiamo assistito anche certo. medici oggetto di Ah, contestazione, ecco, certo, sì, quindi, sì, sì, no, cioè, se no sembra che non noi facciamo siamo, distinzioni, no, no, sembra che no, siamo no, i sindacalisti, noi non siamo i sindacalisti, i no, sindacalisti anzi. difendono sempre, noi difendiamo sia uno che l'altro, quindi non è No, che no, abbiamo delle infatti, non è preclusioni. che scegliamo e diamo, Ecco, no, no, brava. è quello che poi capita, Eh, ovviamente, ecco, la differenza è che noi, come dico sempre, cioè non è che dobbiamo per forza fare causa, noi tante volte ci è capitato anche di dire, come dici tu, una volta vista la perizia, una volta vista la situazione, per quello che è già una prima analisi, è un'analisi a pagamento, perché comunque è fondamentale, cioè non vi facciamo perdere tempo al di là del fatto che spesso ci possono essere anche più di un'azione da svolgere, perché uno dice faccio causa, ma cosa vuol dire faccio causa? Ci sono varie cause, c'è l'azione cautelare, c'è la possibilità di un'azione sì. ordinaria, cioè non è che faccio causa è proprio chiaramente per chi non fa non fa l'avvocato, faccio causa. E no, cioè valutiamo, perché poi il fare causa, come dite voi, può comportare anche ovviamente dei rischi, oltre che dei benefici le spese addebitate a chi perde e le nomine dei CTU da pagare, cioè insomma, quindi l'analisi preventiva è fondamentale e tante volte cioè, ci è anche capitato di dire, perché se un avvocato è onesto, dice non ci sono i presupposti per fare causa, vi consigliamo e anche lì ecco, cioè è un parere dire io le consiglio di non fare niente, oppure nel caso dell'INPS, guardi, l'INPS non ha sbagliato, effettivamente lei era in dolo perché non ha fatto la dichiarazione dei redditi, non l'ha mandata all'INPS, non Certo. l'ha... Cioè, voglio anche, capisci Massimo, perché sennò sembra che noi facciamo cause a spada tratta. In No, no. realtà cioè, noi sì, le facciamo, ma laddove ci sono i presupposti, quindi fondamentale l'analisi preventiva dei documenti che appunto si inserisce in un contesto di appuntamento, in un contesto dove già noi vediamo quali sono proprio
le prime cose, ecco, da preliminarmente, chiarire, la da famosa chiarire. analisi fattuale che viene fatta inizialmente su una No, determinata sì, ma pratica. ci tengo a dirlo perché molti, ma come io devo pagare, non so neanche se posso Certo, fare causa, cioè, certo. no, ma non è che si paga solo se si fa causa, e poi ripeto, non è detto, cioè, poi oltretutto, e aggiungo anche per fortuna, ne abbiamo parlato già in questa sede, esistono anche forme diverse di azioni giudiziarie, c'è anche, a parte che prima di arrivare a un giudizio, grazie al cielo, c'è la possibilità anche di avere un passaggio intermedio che è la fase amministrativa, che quindi ci permette di avere altri costi sicuramente più bassi di quelli di un giudizio e comunque di poter cercare una risposta dall'INPS, nel caso dell'INPS, che non necessita per forza l'intervento di un giudice. E poi comunque esistono azioni, quale ne abbiamo fatte alcune molto veloci, tipo l'azione cautelare, anche lì ci devono Assolutamente. essere dei presupposti che appunto sono molto veloci. Nel momento in cui possono essere utilizzate, noi spingiamo per questa azione, perché in veramente qualche mese si risolve la questione. Però è chiaro che dobbiamo prima avere in mano. Soprattutto anche lì va confezionata, Celeste, ricordiamoci sempre che si poggia sui famosi due principi che uno non esclude l'altro, ovvero il periculum in Esatto, mora e il fumus bonis iuris. Quindi in questo assolutamente. caso devono essere costruiti spesso. Sono in itinere, ma sono latenti. Quindi un buon avvocato li sviscera, soprattutto il periculum in mora, perché il fumus di fatto c'è quasi sempre, è il Certo, periculum che tende a non manifestarsi. Il periculum vero. quando c'è un aggravamento delle condizioni, quando la condizione di salute si aggrava per colpa di questo comportamento da parte della pubblica amministrazione, quando le condizioni economiche si aggravano e quando è provato che non ci sarebbe un altro strumento idoneo, processuale Per idoneo difendere, per per difendere, tutelare. perché sennò purtroppo la Sì. condizione non può essere, diciamo così, effettuata. Quindi capite tutto quanto, no? Ci vuole un grande studio, una grande preparazione iniziale prima di partire, perché una volta che si parte, poi in Assolutamente. quarta si è dentro. No, 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 per forza, ma infatti cioè, tutto questo discorso lo faccio perché appunto cioè, è anche normale che chi non è all'interno del nostro, chi non svolge il nostro lavoro, chi non è avvezzo, no? Fortunatamente anche a causa, eccetera, cioè non comprende magari che c'è tutto appunto un lavoro primario, preliminare dietro a quella che poi è la decisione di fare una causa. E come dicevo, spesse volte è anche una ultima fase, cioè un'ultima decisione, quella di fare causa. Cioè, prima di avere una causa, per fortuna, specialmente negli ultimi anni, esistono veramente svariati strumenti alternativi ai giudizi, che poi sono Vero? anche le negoziazioni, piuttosto che, per esempio, noi ne abbiamo in ballo un po'. Anche lì sono tutti strumenti che proponiamo alla controparte, la mediazione, specialmente in rami come il condominiale, eccetera, ne abbiamo parlato tante volte. Anche la negoziazione è uno strumento per me molto valido, se anche lì, se il collega, perché tra avvocati avviene, Certo. se il collega collabora e entro 30 giorni accetta l'invito, è sicuramente appunto uno strumento che secondo me potrebbe essere utilizzato ancora di più per evitare appunto contenziosi lunghi, eccetera. Perché appunto si potrebbe chiudere tutto con uno barra al massimo due incontri con una convenzione, cioè un accordo scritto tra avvocati e si evitano, ecco, anche in quel caso è chiaro che ha un costo inferiore a quello che può essere un giudizio e appunto Certo. un'azione vera e propria. Noi, per esempio, lo stiamo usando anche come anche perché è un passaggio obbligato quando si va a fare la richiesta di risarcimento danni di Adesso qualunque Celeste, azione vorrei che civile. parlassi invece di una che non è andata a buon fine, perché noi abbiamo mandato l'invito e non ci hanno risposto, quindi capita anche questo Infatti, purtroppo. cioè, infatti dicevo, se il collega, quello che è di controparte, collabora bene, se no purtroppo Però, può Cele, anche non scusami andare se a ti buon interrompo, fine. però io più che collega, abbi pazienza, direi che la controparte, perché il Il collega, collega di controparte, sì, 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 no, però non è, cioè, no, volevo dirti, però non è neanche colpa sua, perché è colpa del suo cliente spesso, cioè dobbiamo dirlo, perché noi dobbiamo anche certo, sì, mettersi, sì, sì. vista così sembra che sia colpa dell'avvocato, l'avvocato 99 su 100 è quasi sempre Ah, no, indenne, no, perché chiaro, lui lo deve... chiede sì. al cliente che assiste, spesso
Per fare un esempio ancora più concreto, assisti una grande multinazionale dove è pressoché impossibile riuscire a trovare qualcuno che... Quindi tu, poverino, magari tenti di dire guarda che è importante, poi se dall'altra parte... O magari la pubblica amministrazione, abbiamo avuto un caso di un comune Vero. che non ha risposto e l'avvocato, poverino, ha detto, ci ha No, detto, no, colleghi, certo, colleghi, io sono disperata, gli ho detto in tutti i modi, e ha desistito per colpa del cliente addirittura, aggrava ulteriormente la posizione, quello secondo me, No, Celeste. chiaro. Perché No, certo, no, non è colpa dei colleghi. Poi a volte può esserlo, ma sicuramente è il cliente che poi come fa, scusa detta... Celeste, a parti invertite, come fa un collega a consigliare di non partecipare alla negoziazione? È un No, folle. chiaro, anzi, Sarebbe appunto, è un folle, scusa, sì, certo. cioè io No, avessi diciamo che a volte bisogna aspettare le direttive magari dei clienti, specialmente Brava. se sono grossi clienti. O la pubblica amministrazione, perché poi In questo caso specifico era proprio un grosso cliente che effettivamente forse ha dei seri problemi anche economici e quindi non ci ha più risposto. Però diciamo che laddove quando funziona è un buon strumento perché appunto evita tempo e denaro eccessivo e quindi insomma io vorrei dire che prima che chiuda, manca un minuto, vorrei intanto ricordare che noi, vabbè, riceviamo in tutta Italia, quindi anche se quando ci chiamate siete di un posto che non sia la Lombardia, non vi preoccupate perché appunto, lo diciamo sempre, esistono gli appuntamenti online, quindi senza problemi riceviamo, vi assistiamo in tutta Italia, anche la Sardegna, appunto, la Sicilia. Potete scriverci, trovarci sui social, sui nostri siti, potete scriverci a studiolegale@dirittissimo.com e se no potete anche chiamare la regia assolutamente di Radio Libertà. Nelle prossime puntate ci saranno anche altri colleghi, poi Massimo lo ritroveremo sicuramente fra un paio di settimane. Ma io andrò all'estero, ma se volete giovedì ci sono, insomma, sarà un po' tardi per giovedì me. ti ho già rimpiazzato, quindi è vero che sei col facciamo notaio. giovedì l'altro. Scusa Celeste, volevo un attimo presentare io questa cosa, che giovedì ci sarai tu col notaio, una puntata molto interessante, seguiteci perché secondo me sarà in diretta, come sempre, molto utile, perché insomma avere il notaio che sicuramente diremo qualcosa di interessante, di utile, di pratico, su imposte di registro, magari toccando anche dei temi un pochettino difficili, ma rendendoli più semplicistici possibili. Secondo me vale la pena chiamarci. Oggi non c'è stato nessuno. Mi raccomando, e mi auguro in chiamate, perché sennò non andiamo più avanti. Io vi ringrazio, noi dobbiamo chiudere. Non fate troppo ponte, non fate troppe vacanze, che poi vi abituate. Fatelo anche per noi, se no. Grazie di aver seguito, Massimo, ci sentiamo. Grazie Celeste, grazie della pazienza. A presto, buon weekend. Grazie Natalia dalla regia. Ciao a tutti. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.